Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Siamo qui in un territorio sovente e ahimè dimenticato per testimoniare la vicinanza del governo verso questa comunità calabrese, per dire che non siamo affatto dimenticati delle esigenze di questo territorio. È una presenza questa, è un Consiglio dei Ministri che non ha solo un valore simbolico, ma anche un valore concreto, perché abbiamo già adottato e portiamo quindi delle misure concrete che confidiamo aiuteranno a trovare alcune soluzioni per questo territorio. I problemi sono tanti, come abbiamo anche avuto la possibilità di constatare parlando con le persone. Ci siamo fermati a parlare con alcuni manifestanti, però oggi innanzitutto abbiamo adottato nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri il decreto sanità. Devo ringraziare il Ministro Grillo perché si è impegnato a fondo per questa misura e quindi ci abbiamo lavorato parecchio, i suoi uffici sotto il suo coordinamento hanno lavorato intensamente e ovviamente lascerò a lei poi l'illustrazione dei contenuti del decreto sanità rivolto espressamente ai cittadini della Calabria, a tutela del loro diritto alla salute. Poi abbiamo anche oggi portato nella seduta del Consiglio dei Ministri il decreto sblocca cantieri. Vorrei chiarire, nei giorni scorsi, questa è la prima occasione, ne approfitto, è stato rappresentato addirittura che c'è stata una sollecitazione, addirittura alcuni giornali hanno rappresentato anche una sollecitazione veemente da parte del Presidente della Repubblica nei miei confronti quando ci siamo visti ieri l'altro per il ritardo con questo decreto. Nulla assolutamente di vero, ovviamente il rapporto col Presidente della Repubblica è un rapporto di leale collaborazione tra altre istituzioni dello Stato, è un rapporto, se mi permettete, anche eccellente dal punto di vista della cordialità, dal punto di vista umano, e assolutamente rispettoso dei due ruoli. In realtà nel corso del colloquio il Presidente della Repubblica ha invitato anche a considerare la possibilità, e un suggerimento che ho subito raccolto e condiviso, di riportare il decreto sblocca cantieri in Consiglio dei Ministri per un'approvazione meramente formale. Ricorderete che l'avevamo approvato qualche settimana or sono, salvo intese. Quindi, siccome poi queste intese si sono tradotte in una intensa attività di confronto per quanto riguarda la formulazione tecnica di alcune norme che erano rimaste in sospeso, di alcune disposizioni in sospeso, e ci ha impiegato un po' di tempo, abbiamo ritenuto oggi di doverlo portare ancora all'approvazione del Consiglio dei Ministri per un passaggio formale che completasse in modo, direi, più efficace appunto sul piano formale l'iter. Vorrei chiarire che il decreto, dato il tempo trascorso, aveva acquisito anche la bollinatura della Ragioneria e addirittura domani mattina dovrebbe essere direttamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi il tempo che abbiamo perso l'abbiamo adesso recuperato senz'altro. Poi ancora vorrei ricordare, sempre con l'occasione che siamo in questo territorio, che comunque alcune misure questo Governo le ha già adottate, a parte le misure che ben conoscete di forte impatto sociale, di cui beneficeranno molti calabresi, che riguardano sia il reddito di cittadinanza e quota 100, abbiamo anche specificamente adottato siamo riusciti a sbloccare gli investimenti per rilanciare il porto di Gioia Tauro. Investiremo nell'ordine dei 100-120 milioni ed è questo un importante passaggio per il rilancio, uno snodo per il rilancio della Regione. Devo ringraziare il Ministro Toninelli che ha lavorato intensamente a questo obiettivo
e quindi questo risultato molto importante è veramente da segnalare all'attenzione di tutti, perché avrà ricadute positive sia a livello occupazionale che economico per l'intero territorio calabrese, ma direi per tutto il meridione. Non dimentichiamo poi tante altre misure che noi abbiamo adottato. Nell'ambito del piano nazionale per il dissesto, per contrastare il dissesto idrogeologico, abbiamo stanziato quasi 150 milioni solo per la Calabria. Ancora ci sono poi tante altre misure per i comuni calabresi. Abbiamo stanziato a gennaio 19 quasi 20 milioni per i comuni sotto i 20.000 abitanti per opere di manutenzione delle strade, delle scuole, del patrimonio pubblico. Ancora 23 milioni e 180 mila euro per tutti i comuni della Calabria per avviare opere in materia di risparmio energetico e sviluppo sostenibile. Abbiamo previsto anche il wifi gratuito per i comuni sotto i 2.000 abitanti e ancora 10 milioni di euro per la Calabria per un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade con meno di 2.000 abitanti, che riguarderà anche tutto il sud e le isole. I provvedimenti sono molteplici, non ci dimentichiamo di questo territorio. Non sarà un passaggio isolato, perché comunque l'attenzione rimarrà costante per la Calabria e per tutto il Sud. Questo governo vuole il riscatto del Sud, anche se allo stesso tempo ovviamente lavora perché i territori più avvantaggiati possano supportare, favorire sempre più la crescita economica, lo sviluppo sociale. Lascio la parola al Ministro Grillo perché ci illustri nel dettaglio il decreto che abbiamo adottato oggi. Grazie. Grazie Presidente. Allora, prima di passare appunto al decreto, io desideravo ovviamente ringraziare moltissimo, insomma non per piaggeria ma perché reputo importante dirlo, la sensibilità del Presidente Conte rispetto al tema della sanità in generale e della sanità calabrese in particolare, rispetto alla volontà simbolica di fare un Consiglio dei Ministri in Calabria, che non so quante altre volte sia accaduto, e quindi anche tutto il Governo e tutti i Ministri, sia del Movimento 5 Stelle che della Lega, per avere accolto con favore questa iniziativa e essere venuti oggi qua numerosi ad approvare questo decreto. Ringrazio la Prefettura di Reggio Calabria per l'ospitalità, ringrazio il Comune di Reggio Calabria e ringrazio anche, fatemelo dire, tutto il mio staff che ha lavorato tantissimo per questo decreto, in collaborazione anche moltissimo con gli uffici del DAGL, che hanno molto supportato l'attività di un decreto che è un decreto che è unico nel suo genere, è un decreto speciale, come si dice all'articolo 1, oggettivamente risponde a una situazione emergenziale. Quindi siamo proprio nell'alveo della decretazione d'urgenza, una situazione speciale determinata da due parametri fondamentali che riguardano la sanità calabrese: uno, il disavanzo di gestione, che come sapete è arrivato a 168 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2018, e l'altro relativo al punteggio LEA del 2017, che è 136 se non erro, quindi molto al di sotto del limite minimo di 160 per soddisfare i livelli essenziali di assistenza. Quindi una situazione unica in Italia, e lo dico per spegnere quelle voci che parlavano della possibilità di attuare questa modalità in altre regioni. Quindi una situazione eccezionale per entrambi questi parametri, che arriva dopo 10 anni di commissariamento, piano di rientro prima e commissariamento poi, che dura dal 2009, quindi evidentemente tale per cui gli strumenti normativi ordinari non sono sufficienti per rimuovere le cause e gli ostacoli che non consentono alla sanità calabrese di riemergere. Questi due dati che vi ho detto si uniscono al terzo elemento emergenziale, anche se cronicizzato in parte, che è quello relativo alla infiltrazione della criminalità organizzata in alcune delle strutture sanitarie della Calabria,
di cui non ultima appunto l'episodio relativo all'ASP di Reggio Calabria, che ha portato al commissariamento, il nuovo commissariamento della stessa, che non era il primo evidentemente, voi lo sapete meglio di me. Quindi questi tre fattori insieme mi hanno indotto nella decisione di incidere sulla situazione attuale attraverso la decretazione d'urgenza, che sostanzialmente darà ai commissari governativi già nominati, il commissario che ringrazio è qui presente, il generale Cotticelli e il subcommissario il dottore Schell, che ringrazio altresì, di lavorare con qualche arma in più per aiutare la sanità calabrese, per fare sì che i cittadini calabresi abbiano una sanità che non sia più di serie D, perché qui siamo a una sanità di serie D. Io ricordo che la Calabria spende quasi 300 milioni di euro di mobilità passiva, cioè questo significa che per curarsi praticamente i cittadini calabresi emigrano praticamente per tutto o per molto. In questo contesto mi preme ovviamente però ringraziare tutti gli operatori sanitari che con grande difficoltà portano avanti il sistema di cure, diagnosi e cure di una regione che è ovviamente in grande difficoltà. Il secondo articolo è un articolo che riguarda la verifica straordinaria che dovranno fare i due commissari governativi, commissario e sub, rispetto alle attività dei direttori generali, verifica straordinaria compito che normalmente è affidato alla Regione, e verifica al termine della quale i commissari potranno decidere di rimuovere una o più figure apicali delle singole strutture sanitarie e di effettuare nuove nomine d'intesa, e qui si va all'articolo 3, d'intesa con la Regione. Quindi rispetto a coloro che dicono che questo decreto scavalca la Regione, così non è, in quanto noi prevediamo già nello stesso decreto di essere comunque collaborativi nei confronti della Regione, collaborazione che peraltro informalmente era stata già chiesta dalla mia struttura commissariale al momento dell'insediamento e che invece non ha trovato accoglienza nell'attuale gestione politica della Regione Calabria. Poi quindi diciamo è declinato in diversi commi che voi in parte conoscete perché già insomma l'articolato è stato diffuso tempo addietro. Sull'articolo 5, dall'articolo 5 invece arriviamo alla discussione relativa al dissesto delle aziende sanitarie. Sostanzialmente noi mutuiamo la normativa già prevista dal TUEL per gli enti in dissesto e la utilizziamo anche per le aziende sanitarie. Perché? Perché purtroppo le aziende sanitarie e ospedaliere hanno chiuso praticamente tutto i bilanci, quelle che li hanno chiusi, con disavanzi importanti, per cui si è maturata l'idea di separare le due gestioni, la gestione del fallimento dalla nuova gestione ordinaria, in modo che chi gestirà la new company, diciamo, se vogliamo utilizzare una terminologia che appartiene al settore privatistico ma ci aiuta a rendere l'idea, non saranno gravati invece dalla gestione contabile della parte fallita dell'azienda. Quella invece verrà affidata a un commissario straordinario, insomma una sorta di commissario che si occuperà della liquidazione, quindi faremo in modo di non appesantire coloro che dovranno rilanciare la struttura. E quindi questo è la seconda direttiva principale del decreto. Quindi la prima direttiva abbiamo detto che riguarda la verifica straordinaria dei manager, l'eventuale nomina di nuovi manager. La seconda direttiva riguarda la gestione della parte fallita dal punto di vista contabile delle aziende ospedaliere e sanitarie. La terza direttiva riguarda il capitolo degli acquisti. Quindi noi prevediamo che, essendo un settore altamente sensibile sia dal punto di vista degli sprechi sia dal punto di vista della illegalità nelle sue varie forme, prevediamo che tutti gli acquisti di beni e servizi dovranno passare o da Consip o da una centrale di committenza extraregionale e da protocolli di intesa con ANAC. Quindi diciamo che abbiamo blindato in un certo modo anche questo settore. Una cosa che tengo a dire è che questa è una misura che ha una durata limitata nel tempo, quindi durerà 18 mesi e a partire dal compimento dei 12 mesi dall'entrata in vigore della legge
e la Regione, quindi il governo regionale in carica, potrà comunque cominciare ad avviare le procedure di nomina dei nuovi manager, questo per salvaguardare le prerogative regionali rispetto naturalmente alla nomina dei nuovi direttori generali. Quindi la nostra intenzione è assolutamente di essere fulminei, di non in nessun modo travalicare quelle che sono le nostre competenze. Voglio cogliere questa occasione per ricordare che la sanità è una materia concorrente. Questo lo dico al Presidente di questa Regione come ai Presidenti di altre Regioni che credano che se il Ministro della Salute fa il suo compito lo fa extra Costituzione. No, il Ministro della Salute fa il suo compito nei solchi della Costituzione, che prevede che il Ministro della Salute debba assicurare i LEA su tutto il territorio nazionale, quindi è un compito specifico che mi viene attribuito nel momento in cui giuro davanti al Presidente della Repubblica. Quindi tutto quello che io faccio lo faccio assolutamente nel solco della Costituzione e per questa ragione abbiamo fatto un decreto legge che è assolutamente temporaneo. Con questa azione di oggi io voglio anche sottolineare un aspetto, che questo governo è un governo del cambiamento anche sulla sanità. Potevo limitarmi, come hanno fatto tutti i miei predecessori, a nominare semplicemente dei commissari e a utilizzare la normativa attuale senza crearmi alcun problema, posto che voglio dire, uno potrebbe dire che non dipende da me. Sinceramente, siccome noi non facciamo le cose tanto per farle, abbiamo pensato, riflettuto che questa fosse l'unica possibilità. Alla domanda che i tanti cittadini mi fanno: Ministro, cambi tutto, Ministro, cambi la sanità, Ministro, ci dia la garanzia che le cose cambieranno, io rispondo che non posso dare nessuna garanzia perché non mi piace fare le promesse da mercante. La garanzia che posso dare è che l'impegno di questo governo è massimo e credo che lo stia dimostrando, lo stiamo dimostrando e questo decreto oggi lo dimostra e di conseguenza credo che in qualche modo questi sforzi verranno premiati. Poi diciamo ai posteri la sentenza su quanti saranno i risultati che riusciremo a raggiungere. Sono sicura però che questi nuovi strumenti in mano ai commissari ci faranno ottenere dei risultati che altrimenti con gli strumenti ordinari non avremmo mai potuto ottenere. Vi ringrazio dell'ascolto. Siamo con le domande del Quotidiano del Sud, Caterina Cipollini. Presidente, lei oggi ha scritto al nostro giornale, dopo le inchieste del nostro direttore Roberto Napoletano, e ha inviato una lettera al nostro giornale dicendo che al Sud, in merito allo scippo che è stato perpetrato nei confronti delle regioni del Sud, ha detto che verrà restituito questo 6% di spesa nell'autonomia differenziata. Io le chiedo, è una sua iniziativa personale o è condivisa con tutto il governo innanzitutto? E poi come intenderete muovervi in maniera più precisa e circostanziata? La ringrazio per aver citato la mia lettera che oggi è stata pubblicata al Quotidiano del Sud, molto cortesemente. Però devo anche dire che la sta un po' riassumendo con qualche variazione lessicale che finisce per snaturarne il significato e i contenuti. Io non ho parlato di scippo operato ai danni del Sud, non ho detto sicuramente restituiremo risorse che sono state scippate. Sono stato molto colpito da quell'inchiesta, dai dati Istat, ho seguito la vostra inchiesta meritoria e ho sviluppato un ragionamento. Ho detto che a seguire e ad assecondare quelle rilevazioni statistiche dobbiamo effettivamente constatare come il 28,3% delle risorse totali della spesa pubblica del comparto pubblico sono destinate al meridione su una popolazione invece che è più cospicua, pari al 33,3%. Quindi ad assecondare invece una proporzione tra spesa e popolazione dovremmo, ho detto, ho usato il condizionale, destinare al Sud quantomeno il 6% in più delle risorse attualmente destinate.
Questo per dire che sicuramente nell'ambito di una politica pubblica, io sono il responsabile per eccellenza, insieme a tutto il governo, di una policy pubblica, quando si fanno ragionamenti e si assumono ovviamente delle premesse per poi perseguire determinati obiettivi, bisogna tener conto anche di questo dato. È sicuramente un dato che ci fa riflettere anche nella prospettiva dell'autonomia che andiamo a realizzare, quella rinforzata che ci dicono alcune regioni del nord, e io non a caso ho sempre dichiarato che sarò garante dell'attuazione di quella previsione contenuta nel contratto di governo, che peraltro si riconduce a una previsione costituzionale, quindi sarebbe attuativa dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, ma nello stesso tempo ho sempre garantito la coesione sociale, ho sempre garantito i livelli essenziali delle prestazioni a livello e l'uniformità di questi livelli su tutto il territorio nazionale. Quindi dobbiamo vigilare perché quel progetto di autonomia non vada chiaramente a creare un nocumento alle regioni del Sud che invece vanno sostenute soprattutto in questa prospettiva di riscatto e di rilancio per la quale stiamo lavorando. Una domanda da parte dell'agenzia AGI, Marvi Ceccato, prego. Io torno sull'attualità. Stamattina il governo, mentre voi arrivavate qui in Calabria, è stato scosso da una vicenda che è quella che riguarda le indagini a carico del sottosegretario Siri. Nel Movimento 5 Stelle c'è chi ne chiede le dimissioni o comunque chi domanda un passo indietro. La Lega insiste invece in una posizione garantista. La posizione del Premier. Sì, lei fa riferimento a un fatto che è venuto all'onore della cronaca e che io stesso ho preso questa mattina. Come voi, leggendo le agenzie e i giornali, ho saputo di questo avviso di garanzia, viene riportato nei confronti di un mio sottosegretario, Armando Siri. Sarebbe un fatto di corruzione, fatto di cui non voglio sminuire la gravità. Permettetemi, lo so che voi giornalisti volete il titolo, però permettetemi qui di articolare un ragionamento. Non potrei far diversamente perché sono questioni delicate. Allora, il contratto di governo contiene un codice etico in virtù del quale non possono svolgere l'incarico di ministri e direi anche sottosegretari coloro che sono sotto processo per fatti gravi. E il fatto di corruzione è indicato anche tra i fatti gravi a titolo indicativo non esaustivo. Qui però stiamo parlando, quando si ragiona sotto processo, evidentemente in termini tecnici stiamo parlando quantomeno della formulazione di un capo di imputazione, di una richiesta di invio a giudizio, e allora poi che scatta evidentemente la fase processuale. Adesso siamo in una fase più ampiamente procedimentale, siamo nel pieno di investigazioni. Detto questo, è anche vero che questo governo ha l'obiettivo di recuperare, io lo dico sempre e lo dichiaro, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Per questo è un governo che, se mi permetteste, ha un alto tasso di sensibilità per l'etica pubblica. Ritengo importante, per recuperare la fiducia dei cittadini, il richiamo all'articolo 54 della Costituzione che, come sapete, impone a tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche di adempierle con disciplina e con onore. Queste le premesse. Siamo di fronte a un avviso di garanzia, non c'è un processo in senso stretto, il fatto potrebbe essere non trascurabile in sé, quello che viene se comprovato. Come comportarsi in questa situazione? Ebbene, io non esprimo una valutazione in questo momento perché, come Premier, come prima cosa, avverto il dovere e l'urgenza e la sensibilità, anche per rispetto della persona, di parlare col diretto interessato, col mio sottosegretario, Armando Siri. Chiederò a lui quindi alcuni chiarimenti, mi confronterò serenamente con lui. All'esito di questo confronto valuteremo tenendo conto di tutti gli elementi che ho prospettato in premessa. Grazie. Interviene Lanza, Michele Esposito, prego. Salve Presidente.
Io invece avevo una domanda sul decreto crescita, quali sono le criticità che ancora lo tengono diciamo in ghiaccio fino a fine aprile, come sembra che sia, e insomma quali sono, e se ci sono poi delle criticità particolari che avete risolto in queste ore invece. Per quanto riguarda il decreto crescita, anche qui vi do una notizia: abbiamo concordato di tenere un prossimo Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Abbiamo deciso martedì nel pomeriggio, e nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri adotteremo anche definitivamente, riporteremo anche in quel caso il decreto crescita per un passaggio formale sulla falsariga di quanto avvenuto con lo sblocca cantieri. Questo per dire quindi che abbiamo definito un po' tutte le questioni, più che diciamo dissidi di natura politica o quantomeno diciamo differenze di valutazione sul piano politico. Nel decreto crescita abbiamo avuto qualche difficoltà nella formulazione delle norme, perché vogliamo varare un decreto che sia veramente utile per il rilancio del Paese. Vedete, se avessimo dovuto adottare un decreto per dire ecco qui un decreto di facciata, vogliamo favorire la crescita e affidarci a mere declamazioni, l'avremmo già licenziato. Ci stiamo lavorando, l'abbiamo arricchito ancora, di qui l'opportunità di un passaggio formale nel prossimo Consiglio dei Ministri. Se tutto va bene come si preannuncia, e ci siamo quasi, non so se anche in quel caso riusciremo a ottenere addirittura la bollinatura riportandolo, e comunque stiamo lavorando perché vada in Gazzetta Ufficiale entro fine aprile. Qui qualcuno che preventivava maggio inoltrato rimarrà deluso. Dora Rocca, lucidamente.com. Dove sei? Sì, qua. Ok. Allora, dal 98 al 2018 sono 314 i consigli comunali sciolti per mafia, di cui 25 annullati a seguito di ricorso. In Calabria sono 110 su 314, di cui 9 annullati. La città in cui sono nata, la Mezzia Terme, ha subito l'onta di 3 scioglimenti, proprio perché nelle liste erano presenti parenti dei mafiosi. Ignorato l'ordine della prefettura nella mia città di smantellamento dell'accampamento Rom, che a ridosso di un ospedale, Rom che praticano roghi vicino a delle scuole ricche di diossina. I nostri giovani vanno via, ci sono problemi enormi nella città, la Mezzia Terme, dove l'ASL era prima ASL 17, non aveva problemi, aveva un bilancio in attivo. Da quando è diventata ASP di Catanzaro purtroppo non lo è più, quasi sta per essere distrutto. Parlo della mia città perché la conosco molto bene e a cui sono ovviamente molto legata, e vi chiedo come, intanto grazie per essere stati presenti, perché per noi è un segnale importante, che però non deve rimanere ovviamente un fatto isolato, quindi io chiedo l'attenzione del Governo, come intervenite per veramente smantellare questo sistema fatto non solo di 'ndrangheta ma anche di collusioni di vario tipo. Grazie. Guardi, sulla criminalità organizzata le dico questo. Noi siamo passati anche con gli altri ministri, abbiamo fatto una breve visita, rapida visita prima del Consiglio al Museo Nazionale, quindi abbiamo visitato i bronzi di Riace e tutte le vestigia, le testimonianze di una civiltà meravigliosa. Attenzione, di questa terra, sono tutti manufatti di questa terra. Quindi voi immaginate, ripercorriamo un po', andiamo indietro con la memoria, Crotone, Sibari, Reggio, Locri, sono state le prime colonie, città importantissime della Magna Grecia, quindi pensate che ricchezza anche culturale che ha espresso questo territorio. Quindi fa veramente male, è una realtà dolente quella di vedere un territorio che non riesce a perseguire la strada della crescita economica, dello sviluppo sociale, e sicuramente una delle ragioni per cui questo obiettivo stenta ad essere raggiunto e perseguito è l'alto tasso di criminalità.
La criminalità uccide e soffoca le attività produttive, quindi contrastarla è sicuramente un passaggio importante per raggiungere l'obiettivo che siamo prefissi. Da questo punto di vista, purtroppo lo dico, continueremo a sciogliere tutti quei consigli che sarà necessario sciogliere, non c'è altra strada. Certo è un brutto segno quando lei ha elencato e ha riassunto i dati, i numeri, vuol dire evidentemente che la criminalità ancora ha un forte radicamento sociale, ha un forte radicamento anche nel tessuto produttivo e d'altra parte questo decreto anche della sanità l'abbiamo concepito perché chiaramente il dissesto della sanità e le disfunzioni sono dovute anche all'alto tasso di illegalità e in particolare alla virulenza dell'azione della criminalità organizzata. È un fatto che rallenta molto la crescita del Sud. L'altro giorno eravamo con alcuni ministri ai funerali a San Severo per il carabiniere ucciso a Cagnano Varano e il Gargano, nel mio Gargano. Dobbiamo non abbassare mai la soglia, intensificare gli sforzi e da questo punto di vista continueremo a mantenere la soglia altissima perché diversamente non riusciremo ad assicurare. Quella lettera che oggi avete citato, che è pubblicata sul Quotidiano del Sud, termina proprio con questo auspicio, che i giovani calabresi, io ne ho avuti tanti amici durante l'università, perché come me sono venuti a studiare a Roma, all'Università La Sapienza, ma tanti altri ne ho conosciuti che sono andati al nord in tante altre università. È bello andare fuori, fare un'esperienza anche all'estero, offrire la possibilità ai nostri giovani di coltivare nuove esperienze, però è ancora più bello offrire loro la possibilità, il piacere, la libertà di poter ritornare nella propria terra d'origine che tanto amano, a cui sono tanto affezionati, e poter dedicare le loro energie lavorative, il loro impegno professionale nella terra d'origine. Lavoreremo per questo. Quotidiano Sanità Rodriguez. Buonasera, una domanda per il Ministro Grillo. Volevo chiederle a che punto sono le trattative con il MEF per quanto riguarda il commissariamento della sanità in Campania. Grazie. In realtà diciamo che non è che c'è una trattativa, anche su questo vorrei fare un chiarimento. Noi abbiamo votato in Parlamento una legge che prevede l'incompatibilità tra la carica di Presidente di Regione e la carica di Commissario. Una legge che si deve applicare, cioè non è facoltativo, quella legge si deve applicare e per fortuna se una regione rimane o meno in un commissariamento non è una decisione soggettiva di un ministro o di un viceministro, ma è una decisione oggettiva che si basa sui dati dei tavoli di monitoraggio. I tavoli di monitoraggio si sono riuniti la settimana scorsa e hanno certificato che la Regione Campania rimane commissariata. E questo al di là dei capricci che le varie cariche istituzionali a destra o a manca cercano di fare capire o di fare cambiare la realtà. La realtà è questa. Adesso mi si viene detto a luglio, a settembre, a ottobre si vedrà. A luglio, settembre, a ottobre si vedrà. Intanto si deve applicare la legge. Io come Ministro della Salute faccio il mio dovere e quindi mando, come prevede la norma, la mia proposta al MEF, il MEF naturalmente poi deve dirmi se quella proposta l'accetta o meno. Ognuno fa il suo lavoro, io orgogliosamente faccio il mio. Se c'è qualcuno che blocca l'applicazione di una legge, questa cosa diventa problematica per chi lo sta facendo in questo momento. Io volevo solo aggiungere rispetto all'intervento della giornalista di prima una cosa, se mi permettete, sulla Calabria e sulla mia determinazione a fare questo decreto. Presidente, se mi concedi 60 secondi. Quando ho avuto la determinazione, l'idea di fare questo decreto, non vi nego che insomma, alcune persone vicino a me mi hanno detto ma chi te lo fa fare? Adesso mi sembra ovvio, non ne avrai né un risultato elettorale perché chiaramente io non sono neanche calabrese, per cui non ho coinvolgimento diretto in questa regione, né in qualche modo la Calabria è il centro degli interessi nazionali e soprattutto c'è il rischio di fallire.
Allora io vorrei dire questa cosa: noi in Italia abbiamo questa mentalità per cui non facciamo le cose perché abbiamo paura che poi il risultato sia negativo. Ieri parlavo con un ambasciatore, non dico di quale paese perché sennò poi insomma mi rimprovera il mio ministro degli esteri a cui sono molto affezionata e che stimo tanto, ma mi diceva nel paese in cui è ambasciatore che uno dei detti è fail and try, cioè fallisce e prova. Allora noi italiani dobbiamo cambiare atteggiamento rispetto ai problemi e alle situazioni che ci troviamo davanti. Noi dobbiamo provare a risolverle e se falliamo in quella direzione dobbiamo provare un'altra, ma se noi non proviamo non ci riusciremo mai. Quindi io oggi sto provando e mi prendo la responsabilità e non ho nessuna paura di fallire, anzi se dovessi fallire rilancerò, cioè non mi arrendo e non mi arrenderò, è un problema di atteggiamento. Io sono sicura che la strada giusta è provare a fare le cose, provare anche a sbagliare e a imparare da questi errori. In altri paesi questo è un pregio, qui viene interpretato come un difetto e questo ci sta costando caro su tanti aspetti, sia nazionali, sia sul panorama nazionale che sul panorama internazionale, anche se noi chiaramente come governo del cambiamento stiamo in tutti i modi cercando di cambiare la rotta e qualcuno ce la fa pesare tutti i giorni. Peccato che se non provi non lo saprai mai qual è la strada giusta da seguire. Siamo in grande ritardo, direi un'ultima domanda, chiedo scusa ma ragazzi perché ne ho almeno 25. No, Scusate, guardate, è un fatto oggettivo, dobbiamo rientrare perché abbiamo degli impegni istituzionali velocissimi. Ecco. Allora, sarò davvero velocissimo, mi appello in particolare al Ministro Grillo, sono Francesco Chindemi, direttore responsabile di RTV Canale 14. Nello specifico, rispetto al decreto, abbiamo visto quelli che saranno i provvedimenti, il Governo attuerà dei provvedimenti speciali che riguardano la gestione della sanità. Vorremmo capire innanzitutto quale sarà l'impatto sull'utenza, la risposta che sarete in grado di dare rispetto ai livelli essenziali di assistenza e poi quali saranno anche le prospettive rispetto allo sblocco del turnover di cui lei ha parlato proprio in questi giorni e rispetto anche alla gestione dell'ASP di Reggio, visto che è un ASP dove è da anni che non si approvano i bilanci. Faccio delle risposte lampo. Alla prima domanda rispondo che l'unico modo è la misurabilità dei LEA, quindi ci rivediamo al termine dei 18 mesi e vedremo se saremo riusciti a risollevare i LEA. Rispetto all'ASP di Reggio, come sapete, c'è una commissione, c'è una terna di commissari che la sta gestendo, è seguita sia dal Ministro dell'Interno ma anche dal Ministro della Salute. La seconda domanda era sul turnover, lì è stata applicata ovviamente la legge, vedremo se in conversione sarà possibile, come io mi auspico, prevedere quantomeno che si assorbano le assunzioni già deliberate per gli anni 2017 e 2018. Grazie, allora. Già ho risposto. Vi congediamo con un doveroso saluto. È un po' prepotente però. Qual è la domanda? Reggio Calabria è una città a rischio dissesto. Sì. Calabria è una città a rischio dissesto. Il governo? Allora, sì, è in predissesto finanziario. Mi pare di ricordare che la cifra sia 87 milioni di euro il disavanzo. Stiamo lavorando, ovviamente, siamo consapevoli di questa situazione che rischia di preludere a un vero e proprio dissesto finanziario. Ieri il vice ministro dell'economia Castelli ha incontrato il sindaco Falco Matà e hanno già iniziato a ipotizzare alcune misure per prevenire una prospettiva che ovviamente non sarebbe affatto auspicabile. Peraltro una prospettiva anche abbastanza diffusa, perché più o meno ho visto le statistiche, all'incirca il 10% dei 97 comuni censiti nella circoscrizione provinciale risultano in dissesto. Tra le misure, adesso non voglio entrare nel dettaglio, insomma, tra le misure c'è anche la possibilità di una proroga per l'approvazione del bilancio previsionale 2019, è stata studiata e che in teoria è previsto entro fine mese, potrebbe a questo punto slittare,
come pure è stata vagliata la possibilità per i comuni come Reggio Calabria, ma non potremmo farlo solo per Reggio, ma anche per altri in condizioni simili, di approvare, ma qui occorre una modifica normativa, il piano di riequilibrio finanziario a 30 anni, portarlo a 20 anni, insomma sono state discusse alcune misure, ci stiamo lavorando, confidiamo di riuscire, come dire, a venire incontro a quelli che sono ovviamente dati oggettivi che sono sicuramente molto preoccupanti. Allora ci concediamo e vi ringraziamo per l'attenzione con un doveroso, sentito, caloroso abbraccio a tutti i calabresi. Arrivederci. Grazie.